Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, come sempre prima di tutto la cronaca, ma poi anche l'attualità politica, visto che ormai la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Manca poco più di un mese alle elezioni, alle votazioni del 25 settembre. Le liste sono state depositate, i nomi sono tanti. Poi facciamo una carrellata fra le varie province per vedere chi c'è e chi non c'è, però il tempo, il meteo, la siccità guardano poco alla politica e a quel che succede nel paese, e si continua a parlare di problemi, di soluzioni che non arrivano e di ricadute per tanti comparti. Saremo collegati con i nostri giornalisti, con i nostri tecnici operatori sul territorio per parlare di costi per le famiglie, per parlare di sanità, anche perché sappiamo che preoccupa molto le autorità l'esplosione della West Nile, soprattutto nel Padovano. Quindi un'ora e mezza nel Focus TG con tantissime notizie, tutte fresche dal territorio. Adesso iniziamo subito con la cronaca, andiamo a Venezia, perché è un'estate davvero complicata quella veneziana, quella del capoluogo regionale. Abbiamo visto in alcuni casi situazioni di degrado, abbiamo visto in altri casi borseggiatori in azione, malviventi che si sono concentrati in alcuni giorni addirittura proprio a Venezia grazie al grande afflusso di turisti e di persone nella città. È successo che una persona ha sventato un furto immortalando i ladri e un turista appunto ha fermato i malviventi. Vediamo. Sventato il furto dalla stessa vittima che ha anche immortalato i malviventi. È successo ieri sul ponte di Rialto, si spacciavano per una coppia di turisti qualsiasi, lei con una grande borsa per coprire i movimenti delle mani, lui bermuda, cappellino e marsupio a tracolla, impegnato a spingere il turista di turno. Così nella folla turisti ignari vengono spinti e tra un selfie e l'altro derubati di portafogli e non soltanto. Una piaga che sembra non avere tregua in tutta Venezia, troppe volte tra la folla in attesa sui pontili ACTV, soprattutto Piazzale Roma, dove qualche giorno fa un altro turista ha sventato un furto ai danni di una coppia di americani. I ladri sono stati successivamente fermati dalla polizia locale. Si tratta per la maggior parte di ladri scaltri e veloci, interessati a denaro contante, che guadagnano la libertà molto presto, in quanto sono pochi gli arresti e i processi per direttissima. È lungo l'elenco di oggetti ritrovati pubblicati online ogni mese dal comune, moltissimi portafogli con documenti ma senza denaro, abbandonati per strada o su pontili ACTV. Questo tema ci eravamo occupati nelle scorse settimane, perché veramente c'erano stati giorni piuttosto difficili a Venezia. Adesso vedremo che cosa succederà con il passare della bella stagione, della stagione turistica. Ladri in azione non solo nelle città turistiche ma anche nell'Interland padovano. A Vigonza 2 sorelle scoprono i ladri e li mettono in fuga. Hanno sorpreso i ladri puntandogli la torcia del cellulare. 2 sorelle minorenni residenti a Vigonza sono riuscite a mettere in fuga i malviventi che stavano prendendo di mira la loro abitazione, che si trova nella frazione di Pionca. Le 2 studentesse erano da sole, i genitori invece erano da amici che vivono nella casa accanto. Quando hanno sentito i rumori si sono fatte coraggio e con la luce della torcia sono andate a controllare, trovandosi faccia a faccia con un ladro intento a forzare il balcone. Il malvivente si è spaventato ed è scappato. Una storia a lieto fine, ma nel comune di Vigonza ad agosto i furti in casa sono aumentati. Nella stessa serata infatti ci sono stati avvistamenti di auto e persone sospette in via Santo Stefano, via Recanati, via Bernardi e via Volta. Nei primi giorni di agosto il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, aveva anche pubblicato i video delle telecamere di sorveglianza che ritraevano dei ladri che avevano svaligiato delle abitazioni a Pianiga. Il primo cittadino ha intensificato i controlli stradali della polizia locale e alcuni cittadini invece si stanno organizzando spontaneamente con delle passeggiate nei quartieri più colpiti. Restiamo in zona, restiamo in provincia di Padova, vediamo qual è la situazione dei feriti in seguito al pauroso incidente avvenuto su una pista ciclabile di Mestrino, dove un'auto è piombata su un gruppo di giovani in bicicletta.
Mio figlio è stato miracolato, i suoi amici idem. In un messaggio su Facebook la mamma di uno dei ragazzi di Mestrino travolti dall'auto piombata all'improvviso sulla pista ciclabile di via Martignona lunedì sera trova il coraggio di ringraziare i medici che hanno soccorso il figlio e tutti gli amici feriti nell'impatto. Il ragazzo è il più piccolo del gruppo, compirà 15 anni tra poco, è ancora in ospedale, ha una clavicola rotta e potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare il naso, ma è vivo e sta bene. Una volta curate le ferite resterà solo un brutto ricordo. Quella che poteva essere una tragedia fortunatamente è stata evitata. Dimesso dall'ospedale di Abano anche il 21enne che era alla guida dell'auto che è piombata sul gruppo di amici che era fermo sulla ciclabile per aiutare uno di loro con il motorino in panne. Il 20enne residente in paese era in auto con la fidanzata, percorreva la strada da Mestrino in direzione Lissaro. All'improvviso nell'affrontare la curva ha perso il controllo della vettura, ha carambolato nel tentativo forse di frenare e poi è finito sulla ciclabile centrando le bici del gruppo di ragazzi e ha concluso la corsa in strada dopo aver abbattuto anche una parte della recinzione di un'abitazione. In queste ore la polizia locale del consorzio Padova Ovest sta attendendo gli esiti degli esami del sangue a cui il giovane è stato sottoposto per vedere se era nelle condizioni psicofisiche per mettersi alla guida. I 9 ragazzi feriti stavano andando alla sagra paesana. Vedendo l'auto impazzita hanno avuto la prontezza di riflessi di tirarsi uno con l'altro cercando di mettersi in salvo. I pezzi delle bici centrate dalla vettura sono finiti in un campo vicino. L'incidente di Mestrino avviene a pochi giorni dal dramma di Porcia, Pordenone, dove un 15enne è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una soldatessa americana ubriaca che lo ha travolto mentre percorreva una pista ciclabile. Torneremo su questo argomento in seguito sia con Valentina Visentin, poi quando saremo in collegamento da Padova, sia con eventuali novità che arriveranno dalla nostra redazione. Adesso però cambiamo argomento per qualche minuto, ci spostiamo dalla cronaca all'attualità, anche se purtroppo quello che sta succedendo nel nostro paese a volte tracima proprio nella cronaca quotidiana di famiglie in difficoltà, di aziende in difficoltà. I produttori, il comparto primario ha lanciato un allarme perché quello che è successo, quello che sta succedendo rischia di portare gravi problemi per l'immediato futuro, non solo per le aziende ma proprio per tutte le famiglie. Per noi c'è Mirko Cavallin con Martino Cerantola, presidente di Coldiretti, per fare appunto il punto della situazione. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio nell'azienda di Martino Cerantola, presidente di Coldiretti Vicenza. L'organizzazione ha stimato una stangata da 564 euro a famiglia per il costo appunto dell'alimentare, il cosiddetto passaggio dal campo alla tavola, che ormai Cerantola anche il chilometro zero costa. Sì, diciamo che effettivamente c'è un aumento dalla produzione e di conseguenza si ripercuote sulle tavole. C'è da dire però che il percorso della filiera è lungo e in questo momento le aziende agricole stanno producendo sotto costo. Sono i costi dell'energia ovviamente a pesare su di voi, anche sulle famiglie per la loro parte, su di voi e ovviamente i rincari poi arrivano, ma appunto spieghiamo bene questo discorso della filiera. Sì, diciamo che partiamo dal campo. Per l'azienda agricola abbiamo avuto degli aumenti inimmaginabili, perché dal 180 al 190% sui concimi al 160% sul gasolio. Io porto l'esempio mio personale: in questo mese è quadruplicata la cifra dell'energia elettrica e di conseguenza vanno a incidere nel costo della produzione. Il problema è che la filiera comunque è lunga prima di arrivare sulla tavola del consumatore e di conseguenza, come abbiamo noi gli aumenti di costi, li hanno anche lungo la filiera e viene ricaricato a spesa del consumatore. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che comunque per le famiglie, oltre alla spesa alimentare, ci sono molte altre spese e si trovano in difficoltà, di conseguenza consumano meno prodotti che si ripercuotono per l'agricoltura.
C'è poi la questione dei trasporti, i trasportatori a loro volta con l'aumento del carburante hanno dovuto ricaricare. A proposito di carburanti, chiedo ad Andrea Benetti, facendo due passi e una giravolta, siamo proprio a pochi centimetri dalla centrale termica appunto che lei utilizza qui per la sua azienda, alimentata a? Una caldaia va a gasolio e una a pellet, per cui con questi aumenti sono ferme tutte e due, a parte il periodo estivo, ma comunque adesso il periodo invernale rimangono ferme perché ho dovuto cambiare produzioni per i costi troppo elevati. Quindi puntando su cosa? Su prodotti orticoli fuori suolo e piccoli frutti che non necessitano di temperature elevate per il periodo invernale. Qui siamo vicini ai lamponi, se non sbaglio. Lamponi fuori suolo, ho sostituito praticamente, queste sono serre che prima erano adibite a floricoltura e le ho trasformate per coltivare piccoli frutti. Per il consumatore, per chi va a fare la spesa, quali sono, se ne saranno già accorti, però secondo il vostro esame, quali sono i prodotti che hanno subito i maggiori rincari? Ma in generale non c'è un prodotto in particolare perché i costi sono aumentati per la produzione in genere. Dopo non dobbiamo dimenticarci che abbiamo attraversato un periodo estivo siccitoso, per cui molte produzioni sono state ridotte, di conseguenza abbiamo anche meno prodotto a disposizione. L'unica cosa che posso dire è che comunque quello che da molto tempo noi diciamo, che si utilizzano o si consumano prodotti di stagione che sicuramente hanno un prezzo un po' inferiore, anche se devo dire purtroppo quest'anno sul settore orticolo c'è stata molto meno produzione e di conseguenza si fa anche fatica a reperire il prodotto. Domande, Ferdinando? Allora Mirko, intanto interessantissima questa prima parte. Noi abbiamo però una domanda da porre a Martino Cerantola, gli lasciamo il tempo di elaborare durante la pubblicità che mandiamo adesso. La domanda è questa, se si sente ovviamente di rispondere, ve la passo, poi al rientro ne parliamo. Che cosa chiede il comparto agricolo, il settore primario, visto che siamo in campagna elettorale, a chi andrà a governare questo paese fra poco più di un mese? Ne parliamo dopo la pubblicità, perché adesso facciamo un breve break e voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, ma come del resto in gran parte d'Italia ci sono grossi problemi per il comparto primario, la filiera agroalimentare, con ricadute, lo abbiamo sentito poco fa in diretta, che potrebbero essere davvero pesanti per le famiglie. Il passaggio dal campo alla tavola rischia di diventare davvero pesante, potrebbe innescare addirittura un circolo vizioso in grado di mettere in seria difficoltà una colonna portante dell'economia nazionale, ma veneta, perché insomma lo sappiamo il Veneto quanto ha bisogno del suo comparto primario, della sua campagna, dei suoi allevamenti. Noi torniamo a Tese sul Brenta, dove c'è Mirko Cavallin che ci aspetta ancora con Martino Cerantola, il presidente di Coldiretti, per vedere se c'è una risposta alla domanda che abbiamo lanciato prima della pubblicità, ovvero quali sono le richieste del comparto per chi andrà a governare questo paese. Eccoci qua Ferdinando, allora giro la domanda, fra un mese si vota, si rinnova il Parlamento, ridotto da 1000 a 600 parlamentari, ci sarà un governo diverso da quello attuale. Quali sono le vostre richieste? Quindi mescoliamo l'ambito agricolo e agroalimentare con l'ambito politico, che però ha il suo peso. Cosa chiedere al nuovo Parlamento, al nuovo governo? Ma innanzitutto ci tengo a precisare che mai come in questo momento chi sarà al governo, finito il tempo delle chiacchiere, bisogna iniziare subito a lavorare. Noi abbiamo presentato 5 punti da fare nei primi 100 giorni, io dico magari anche meno di 100 giorni, perché se parliamo del sistema energetico è da tempo che avevamo chiesto il discorso di coprire le stalle con il fotovoltaico per dare un'opportunità alle aziende
l'azienda agricola nell'autoconsumo, ma anche di avere delle energie in più da poter vendere, e questa è una delle nostre principali richieste. Quella di fare molta attenzione sul discorso degli accordi bilaterali, in particolar modo del Mercosur, dove corriamo il rischio di avere le importazioni di prodotti con utilizzo di molti più pesticidi di quelli che vengono utilizzati in Italia. Ricordiamo che siamo sempre lo Stato a livello europeo con il residuo quasi vicino allo zero, anche se facciamo trattamenti, per cui una molta attenzione da parte degli agricoltori, per cui ci deve essere effettivamente nell'agenda della politica nei prossimi anni l'agricoltura come primo punto, perché al di là di produrre cibo, incentivare gli aumenti delle produzioni, possiamo anche essere quelli che aiutano l'Italia nella produzione di energia, e di conseguenza una forte attenzione verso il mondo agricolo, una convinzione. Come siamo abituati noi, poche chiacchiere e tanto lavoro c'è da fare nei prossimi anni. Benissimo, allora con questa dichiarazione è chiaro il messaggio al governo da parte di Coldiretti col presidente provinciale di Vicenza Martino Cerantola. Con Andrea Benetti vi restituisco la linea. A te Ferdinando. Noi ringraziamo ovviamente Martino Cerantola, torneremo da lui a parlare dei problemi ma anche delle prospettive di un comparto così importante. Ringraziamo Mirko Cavallin e Andrea Benetti per la parte tecnica. Mettiamo da parte invece per un attimo il tema ambientale, produttivo, economico. Torniamo nella pagina della cronaca. Stavamo parlando di incidenti stradali, ne arriva notizia dell'ennesimo incidente mortale da Verona, perché un ragazzo di 23 anni è morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti, dei quali uno in grave condizione, in un incidente stradale avvenuto questa notte a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Alle 3 sulla provinciale 249 Gardesana si sono scontrate una moto e un'auto. Il 23enne che era a bordo della moto è rimasto ucciso all'istante. Sul posto sanitario 118 e i carabinieri. Ferito più grave il passeggero della moto, è stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento. Altre 2 ragazze che erano a bordo dell'auto sono state invece trasportate a Peschiera del Garda. La strada è rimasta chiusa al traffico, conosciamo la zona, quindi possiamo immaginare anche le ricadute. Torniamo a parlare di incidenti stradali, perché è morto l'85enne che era stato travolto sulla Noalese. Vediamo. È morto dopo 2 giorni di agonia al Cafoncello Ezio Renosto, l'85enne investito da un'auto davanti alla chiesa di San Giuseppe domenica mattina. Si tratta della 9ª vittima trevigiana sulle strade in poco meno di 2 settimane. L'uomo si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto lungo la Noalese. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti con 2 pattuglie, il ciclista stava procedendo in direzione aeroporto quando sulla stessa careggiata è sopraggiunta l'Alfa Romeo condotta da un 70enne, anche lui residente in città. Per causa al vaglio della polizia locale di Treviso, l'auto ha travolto il ciclista sbalzandolo sull'asfalto. L'85enne è rimasto a terra privo di sensi, mentre la macchina ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo l'arrivo del suo M118, l'anziano era stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Gli stessi agenti della polizia municipale sono in attesa di interrogare il conducente del mezzo, formalmente indagato, così come di conoscere gli esiti dei test alcolemici e tossicologici. Sposato con 2 figli, Renosto abitava in via Albertino da Corona. Una vita d'impegno, la sua culminata nel giugno 92 con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Dal 1960 al 1995 aveva lavorato alle poste, era stato direttore all'ufficio di Quinto, alternando il lavoro con l'attività nel sindacato di categoria della CISL, dove era stato segretario provinciale e componente del Consiglio nazionale. Un'esperienza che, una volta in pensione, Renosto aveva messo a disposizione dell'IPAB a Piani Turazza, prima come segretario, poi come dirigente, infine in qualità di economo, sempre a titolo gratuito. Profonda la commozione del consigliere comunale Antonio Dotto, che lo incontrava ogni sabato mattina. Una persona straordinaria, soprattutto per l'impegno, la dedizione, ma soprattutto per la sua saggezza. Uomo saggio e direttore saggio che molte volte mi ha dato dei consigli straordinari nella gestione amministrativa di questo ente. Però come persona saggia lui mi diceva sempre: ricordati Presidente che a una certa età dobbiamo prendere in mano la corona e lasciare gli incarichi.
e lui ha fatto così, da signore. Restiamo in tema, vi ricorderete l'incidente avvenuto a Pederobba dove una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita. La mamma della 23enne che era alla guida dell'auto che è andata a schiantarsi contro quella di queste persone ha deciso di parlare ai nostri microfoni. Sentite cosa ha detto. Devo solamente avere il coraggio di chiedere perdono per quello che ha causato alla loro famiglia mia figlia. Queste le parole della mamma della 23enne originaria di Bassano del Grappa che domenica era alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter sul quale viaggiavano Mario Bittante e la moglie Maria Cristina dalle Fratte. Nello schianto la coppia di Asolo è stata sbalzata dal mezzo finendo a terra. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. In gravi condizioni la 58enne trasportata al Cafoncello di Treviso. Le condizioni della donna sottoposta ad un delicato intervento chirurgico stanno lentamente migliorando, è ancora ricoverata in rianimazione e la prognosi resta riservata. Illesa la 23enne alla guida della vettura, sotto shock dopo la tragedia. È comunque provata perché si vede che si rende conto di quello che è successo, però c'è l'impotenza, alla fine cosa si può fare con il dopo che è già successo? Il problema è che si dovrebbe prevenire, queste cose qua si dovrebbero prevenire. E così oggi per la madre, al sollievo per la figlia sana e salva, si contrappone il dolore per la morte di Mario Bittante. Non riesco a fare a meno di pensare come stanno vivendo loro il loro presente, che non è di certo uguale al mio. Cioè, mia figlia ha rovinato una famiglia involontariamente, ma ha rovinato una famiglia. La donna avrebbe espresso il desiderio di prendere parte alle esequie di Bittante, però dice: ci si rende conto che a volte però non è facile, sentendosi la controparte, di partecipare a certe situazioni che si potevano evitare alla fine. Si potevano evitare. Ascoltate le vostre madri quando vi dicono di non correre, è il messaggio della donna ai giovani. Rendersi conto che quando capisci che non ce la fai per qualsiasi motivo, anche solamente per il sonno, non ce la fai, fermati. Non è mai morto nessuno se si mette di lato dalla strada e si addormenta nel sedile. Parole importanti e anche coraggiose sotto un certo punto di vista. La donna ha voluto proprio spontaneamente rilasciare queste dichiarazioni ai nostri microfoni e noi volentieri ci prestiamo per cercare di fare un po' di cultura su questo tema così difficile, di approfondire questi temi. Adesso, prima di andare in pubblicità, vediamo un altro aggiornamento, quello relativo all'incidente avvenuto a Jesolo nel quale sono rimaste ferite 2 ragazze. Sono ancora in prognosi riservata le 2 ragazze che ieri a Jesolo a bordo dell'auto si sono scontrate col bus TVO che nel tentativo di evitare l'impatto è finito nel cortile di un'abitazione in via Gorizia. Una è ricoverata nell'ospedale di Mestre, l'altra a Treviso. Sarebbe stata proprio l'auto a non rispettare la precedenza. Per questo l'autista del bus, 61enne, anche lui ferito alla testa, aveva cercato di evitare l'impatto diretto colpendo la fiancata e poi finendo nel cortile della casa. Alla guida c'era una giovane di origine ucraina, mentre la passeggera è di Mussolente, nel Vicentino. Lievi contusioni per 2 passeggeri all'interno del bus. Ho sentito 3 colpi, come una bomba, sono state le parole del titolare della casa che in quel momento si trovava all'interno a pranzare. All'inizio ho pensato si trattasse di un attentato. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca e abbiamo visto come in questi ultimi giorni, ma in generale in questo 2022 si siano verificati tantissimi incidenti stradali, alcuni purtroppo dall'esito mortale, un numero che poi vedremo, bisognerà fare i conti per capire se è aumentato, se c'è una tendenza a rialzo o se purtroppo siamo in media con i dati agghiaccianti comunque degli anni scorsi. C'è comunque in ogni caso chi cerca di parlare, di approfondire, di fare un po' di educazione su questo tema come la polizia locale di Treviso. Vediamo.
Emergenza incidenti stradali a Treviso. Da almeno 4-5 settimane il comando di polizia locale rileva ogni giorno dai 4 ai 5 incidenti. Quindi, calcoli alla mano, se in un giorno ci sono di media 4 incidenti, in una settimana sono 28, che moltiplicati per 5 settimane fanno 140. Tanti, troppi, considerando che si parla della viabilità di un comune come quello di Treviso. E poco importa che siano di lieve entità, quello che fa pensare è che nella stragrande maggioranza sono per disattenzione al volante. E non potrebbe essere altrimenti per un tamponamento come questo lungo Viale Europa, con l'Audi che non vede la Nissan rallentare perché davanti e diligentemente chi conduce ha fermato la Smart per lasciar passare una ciclista sulle strisce. E secondo il comandante Gallo la causa principale è nella quasi totalità dei casi il telefonino. Del resto la curva del Ponte della Gobba sul Put esiste da almeno un secolo, eppure i conducenti di questa Yaris sembrano non averla mai vista, considerando che va dritto dritto nello spazio fino a qualche anno fa occupato da un distributore. Un volo attutito in parte dalla recinzione ma soprattutto dalla siepe cresciuta negli anni. Immagini che devono far riflettere, pensando a cosa sarebbe successo alla ciclista se ci fosse stata solo l'Audi o se ci fosse stato uno scooter sulla corsia invasa dalla Yaris. Ma sono ancora troppi gli irresponsabili al volante e non solo per il telefonino. Solo nell'ultimo fine settimana le 2 pattuglie della polizia locale che hanno effettuato il servizio notturno hanno ritirato 2 patenti di guida, una tra cui con un conducente di appena 30 anni che aveva un tasso alcolico 1,17 grammi al litro, significa oltre il doppio di quello che è permesso dalla legge. Tra l'altro un record assolutamente negativo si è registrato qualche giorno fa, 2 giorni fa esattamente, quando una pattuglia ha fermato durante il giorno un conducente di motociclo che peraltro non aveva neppure conseguito la patente di guida per quel mezzo, che aveva un tasso alcolico di 2,66 grammi al litro, significa più di 4 volte il limite previsto dalla legge italiana. Proprio su questo argomento è in arrivo una campagna di informazione che si preannuncia addirittura shock. Vediamo. La strage dei giovani ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale. Annunciata dal presidente della regione Luca Zaia una campagna shock per sensibilizzare i ragazzi sulla condotta durante la guida, pensando anche alla necessità di un'educazione alla responsabilità stradale. L'iniziativa si tradurrà nella diffusione di spot shock che verranno destinati ai social. È un'iniziativa che avevamo condiviso anche con Giannino Venerandi, il proprietario dell'Odissea. Sappiamo che Spresiano è nota per avere questo grande centro aggregativo e quindi può essere sicuramente il modo migliore per veicolare certi messaggi. Un trend in aumento, quello degli incidenti stradali, che vedono protagonisti giovani ragazze e ragazzi e che preoccupa amministrazioni e gestori dei locali. Agli inizi di settembre previsto un briefing per coordinare l'attività con tutti gli enti interessati. Effettivamente abbiamo avuto un'impennata in quest'ultimo periodo degli incidenti che spesso riguardano dei giovanissimi e adesso noi stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché questo fenomeno possa attenuarsi. Quando partiranno questi spot? Ma adesso, dopo le vacanze, dovremo fare un briefing in cui coinvolgere tutti gli enti sensibili alla cosa e poi dopo ci daremo un cronoprogramma per partire con questa campagna. Una campagna che partirà da Spresiano, un territorio notoriamente attraversato da numerose strade ritenute pericolose. È uno snodo viario piuttosto importante, trafficato e ahimè pericoloso. C'è da dire che comunque tutti i tratti stradali diventano pericolosi, soprattutto quando vi è disattenzione nella guida e magari anche alta velocità. Chiudiamo la pagina degli incidenti stradali, rimaniamo comunque nel capitolo dedicato alla cronaca. Ci arriva una notizia proprio di questa mattina da Vicenza. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita in una piazza di Schio. A terra, vicino al corpo, ci sarebbero dei bossoli di un'arma da fuoco. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno indagando su quello che è successo. La nostra redazione di Vicenza se ne sta occupando ovviamente, quindi nel TG Vicenza di questa sera avremo tutte le informazioni riguardo anche questa vicenda. Andiamo avanti, restiamo con la nostra redazione vicentina, perché una cercatrice di funghi si è avventurata in una zona piuttosto impervia, non è stata più in grado di proseguire, sono intervenuti i soccorsi. Posina.
Una cercatrice di funghi in difficoltà è stata soccorsa ieri nei boschi di Colle Xomo. Il soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla centrale del SUEM. La donna di Torre Belvicino, per spostarsi e raggiungere una zona più distante, si era trovata a salire per un'erta erbosa. Finché, giunta in un tratto ripido e roccioso, non era più stata in grado di muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui era, una squadra, partendo dall'alto, una salendo dal basso, dopo un paio di ore di cammino l'hanno individuata e raggiunta. I soccorritori hanno quindi dotato la donna di imbrago, l'hanno assicurata e riaccompagnata fino alla macchina. Rimaniamo in montagna perché vi ricorderete la tragedia avvenuta a Rozzo solo qualche giorno fa, sabato. Andrea Mazzetto, un giovane imprenditore di Rovigo, è morto dopo essere precipitato nel vuoto dall'Altar Knotto, una formazione rocciosa molto nota, molto suggestiva proprio a Rozzo, sull'altopiano dei 7 comuni. La ragazza, la fidanzata, la compagna che era con lui in questa escursione ha visto tutto e poi ne ha parlato anche sui social, ne ha parlato con la stampa ed è stata immediatamente presa di mira proprio sul web. Oltre al dolore per aver visto morire sotto i suoi occhi il fidanzato, anche gli insulti feroci sui social network. Sara Bragante, 27 anni, fidanzata di Andrea Mazzetto, l'imprenditore trentenne rodigino precipitato sabato da un dirupo a Rozzo mentre cercava di recuperare il cellulare, deve anche fare i conti con gli hater, gli odiatori che, nascondendosi dietro una tastiera, le augurano ogni male semplicemente perché, per ricordare il fidanzato, ha pubblicato sui social la loro ultima foto assieme prima della tragedia. Dopo quel selfie il telefono di Andrea infatti è caduto e lui, nel tentativo di recuperarlo, è scivolato nel dirupo alla fine del percorso dell'Altar Knotto. Dovevi morire tu, spero pubblicherai i selfie dal funerale del tuo fidanzato, è colpa tua. Solo alcuni degli insulti ricevuti dalla giovane che vive in provincia di Rovigo. Sara ha raccontato che Andrea aveva molto a cuore il cellulare perché lì aveva documenti importanti di lavoro, per questo aveva deciso di recuperarlo percorrendo quei passi fatali che lo hanno fatto precipitare. La ragazza, per difendersi dagli hater, ha bloccato tutti i profili social, in particolare Instagram. La famiglia fa sapere che potrebbe sporgere denuncia. Qualche giorno fa è stato recuperato il cellulare di Mazzetto che si era fermato su una cengia molto esposta a circa 5 metri dalla formazione rocciosa sulla quale si era poi arrampicato il giovane. Comunque la magistratura ha già dato il nulla osta alla famiglia per i funerali, quindi non ci sono da questo punto di vista approfondimenti e istruttorie in corso. C'è naturalmente tutto il resto di cui parlare e da capire che cosa è successo, ma lo vedremo naturalmente nel corso della nostra informazione. Adesso restiamo nel Padovano perché una bambina di 3 anni si è punta con una siringa abbandonata in un parco di Montegrotto. È intervenuto anche il sindaco. La siringa era seminascosta dall'erba, l'ha presa in mano e si è punta. Sono giorni di angoscia per la famiglia di una bambina di appena 3 anni che venerdì scorso, mentre stava giocando nel parco vicino a casa, si è ferita con una siringa abbandonata. Il fatto è accaduto in un'area verde tra via Socrate e via Platone a Montegrotto Terme, in un tranquillo quartiere residenziale. I genitori della piccola hanno denunciato la caduta ai carabinieri e hanno raccontato la vicenda sui social network per mettere in guardia i genitori che frequentano con i figli quel parco e tutti i residenti della zona, che pochi giorni dopo quanto accaduto alla piccola hanno rinvenuto un'altra siringa. La bambina è già stata sottoposta a numerosi accertamenti medici che dovranno essere ripetuti tra qualche mese per escludere che possa aver contratto virus quali epatite C o B e HIV. Il parco è piccolo ma abbandonato, denuncia papà della piccola, chiedendo che venga controllato e sorvegliato da videocamere. Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, è molto dispiaciuto per l'episodio e promette delle misure come controlli intensificati nella zona, illuminazione e l'installazione di fototrappole, pronti anche al DASPO per allontanare chiunque venga considerato pericoloso per la sicurezza pubblica. Degrado e spaccio anche a Mestre, torna la paura per la cosiddetta eroina gialla. Lo hanno trovato privo di vita ieri pomeriggio, accasciato su una panchina in via Milanese a Mestre. Accanto al corpo una siringa. Aveva 49 anni, è morto per una sospetta overdose da eroina. A fine maggio, come lui a terra in un parcheggio abbandonato di via Dante, laterale di via Piave, era stato trovato un padovano di 50 anni, anche lì una siringa.
E dall'inizio dell'anno a Mestre, tra le morti per overdose, non sono mancate quelle di persone più giovani, dal 38enne Danone Veneto morto in un hotel di via Camarcello, vicino al parcheggio comunale usato dai tossicodipendenti per farsi, fino al 24enne di Pordenone, trovato esanime in un albergo sempre di via Dante, dove da tempo comitati, cittadini, residenti e commercianti segnalano con il degrado e lo spaccio il disagio in cui si vive e lavora tra criminalità, tossicodipendenti e malavita. Prima di andare in pubblicità vi leggiamo una notizia che è appena arrivata in redazione. Una ventenne residente a Treviso priva di patente, l'autrice del danneggiamento avvenuto poche ore fa a Vicenza nel piazzale della Vittoria del santuario mariano di Monteberico, meta ogni anno di migliaia di fedeli. La ragazza a bordo di una Volkswagen Golf di proprietà di un amico ha abbattuto e distrutto 6 colonnine della balaustra che sono cadute nel prato sottostante. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato un cittadino che ha chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto con 2 pattuglie, che ha immediatamente individuato e sanzionato la giovane, che ora dovrà accollarsi anche i costi del restauro. La ventenne ha ammesso tutto, spiegato di aver girato la chiave lasciata inserita al proprietario del veicolo parcheggiato sul piazzale e di non essere riuscita a governare la partenza. Per ora si parla di una sanzione complessiva di oltre 5.000 euro per guida senza patente, per non aver mantenuto il controllo del veicolo, e per danneggiamento. Naturalmente anche questo tema questa sera nel TG Vicenza se ne sta occupando la nostra redazione. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ritorniamo nell'area veneziana, Mestrina, per una recrudescenza dei furti, dei tentativi di furti e rapine. Vediamo cosa è successo. Questa mattina a Mestre, prima la rapina a un anziano in via Cavallotti, angolo via Piave, intorno alle 8:15, quando all'uscita del panificio il pensionato si è visto scippato del suo telefonino, estrattonato e caduto violentemente a terra. Ad assistere al fatto ben 2 commercianti, a cominciare da Michela, la panettiera. Era appena stato qua a prendere 2 brioche, tra l'altro era tantissimo che non veniva, e appena girato l'angolo uscito aveva il cellulare in mano. Io ho visto il ragazzo in bicicletta che era un po' che girava, un brutto volto, ecco, diciamo così. E niente, 2 secondi dopo è iniziato a corso il signore urlando che le aveva rubato il cellulare. A prestare i primi soccorsi all'anziano Lucia, la pasticcera di 3 esercizi più in là. Gridava: aiuto, aiuto, chiamate la polizia. E sono uscita e ho chiamato la polizia perché questo gridava: mi hanno rubato il telefonino. Allora l'ho fatto accomodare qui al bar e è arrivata la polizia. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock che un'ora e mezza dopo avviene il secondo episodio criminale, con il furto di magliette al negozio etnico del bengalese di Pù. Ha inseguito il ladro con la mazza, racconta. Sempre barbone, sempre casino, sempre. Come mai? Come passare vita là qua? Io abito qua, io abito qua 5 anni, sempre io ho guardato mattina, notte, pomeriggio, tutti la casino. Però come passare vita qua? I giacigli dei barboni con gli scatoloni di cartone che di notte si trasformano all'occorrenza in materassi e cuscino, ancora visibili nell'ex negozio sfitto dei cinesi di fronte a quello di Dipù. Sotto al porticato poco più in là una donna chiede l'elemosina e giorno lei è visibile come nella notte gli invisibili qui in piazzetta San Francesco, angolo via Piave. Ritrovo di pusher sbandati e tossici come lei, Jessica Mestrina, ha soltanto 25 anni. Siringa al braccio, viene qui per farsi. Ieri sera qui in via Buccali, sempre angolo via Piave, i commercianti hanno chiamato di nuovo gli agenti della locale che, verbale in mano, hanno schedato un bel po' di persone. Agenti che a loro volta però hanno subito un gravissimo furto, come racconta un residente in questo video pubblicato su Facebook. Oggi è il 23 agosto e come potete vedere qui per terra ci sono documenti del Comune di Venezia, dei verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, del verbale unico per fermi e sequestri amministrativi e anche
sempre della polizia locale un altro blocco per i verbali. Qui è appena arrivata la polizia locale. Torniamo per un attimo a Vicenza, perché sono arrivate le prime immagini da parte della polizia locale vicentina, che chiedo alla regia di farvi vedere, e questo è il danno causato questa notte dalla giovane trevigiana senza patente, che per cause ancora in via di accertamento ha raccontato di aver inavvertitamente fatto partire la macchina parcheggiata sul piazzale del Santuario di Monteberico, ha sfondato la balaustra facendo volare nel vuoto un po' di colonnine. Vista la situazione, insomma, è andata anche bene, poteva volare giù anche la macchina, poteva fare danni molto più gravi. Comunque vedremo poi se arriveranno notizie da parte della nostra redazione prima di questa sera, prima del TG Vicenza. Poi andiamo avanti, andiamo nell'Alta Padovana, dove è grande il dolore per la scomparsa di un pilota di 33 anni precipitato con il suo velivolo in Francia. Lo schianto in volo sopra i paesaggi dell'Île-de-France, tragedia vicino a Parigi. Un giovane pilota originario di Borgorico è morto mentre stava accompagnando un passeggero sul suo ultraleggero per una visita panoramica. La vittima è Enrico Peron, 33enne della provincia di Padova, da una decina d'anni trapiantato a Parigi. Peron, pilota esperto, aveva appena accompagnato un cliente per un volo ed era appena ripartito per un nuovo giro insieme ad un 47enne francese, rimasto anche lui vittima nello schianto. Appena pochi minuti dopo il decollo, la tragedia è in piena fase di volo a circa 50 metri da terra. L'impatto è stato potente e non ha lasciato scampo ai due. La pista dell'Aeroclub vicino al fiume Marne è stata chiusa, sul posto la gendarmerie. Le cause che hanno portato allo schianto sono ancora sconosciute. Dolore a Borgorico, dove vive la famiglia del giovane pilota. E si sta invece risvegliando il giovane rimasto ferito nel disastro della Marmolada, curato al Cafoncello di Treviso. Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio. Lo attende un lungo percorso di guarigione accompagnato dall'amore dei suoi familiari. È con queste parole che Valeria Carnielli, sorella di Davide, racconta i miglioramenti del fratello. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo. Poche righe che però racchiudono tutta la gioia e la speranza per il futuro. Dato inizialmente per disperso, con il timore che fosse tra le vittime travolte dal seracco staccatosi dal ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio, Davide Carnielli, 30 anni, è stato riconosciuto in ospedale dopo che il presidente Luca Zaia aveva chiesto ai sanitari del Cafoncello di scattare delle foto al paziente ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia affinché fosse identificato. Residente a Fornace, dove è impegnato come consigliere comunale, Davide è molto noto nella comunità cittadina, che in queste settimane è stata vicina alla famiglia e che oggi torna a sorridere. Sollievo anche da parte del direttore dell'US 2 Benazzi. Sono felice che ci sia questa ripresa, noi sono anche, soddisfatto del lavoro fatto dai nostri operatori, sì, della rianimazione e neurochirurgia di Treviso, che hanno lavorato molto bene, e questa è una soddisfazione. Ed è proprio ai sanitari e a tutti gli operatori che nel post Valeria Carnielli affida parole di gratitudine. Saremo per sempre grati agli angeli del soccorso alpino e a tutti i medici e agli infermieri dell'ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate. Dopo circa un mese di ricovero all'ospedale trevigiano, Davide è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per la riabilitazione. Un'altra notizia che arriva dalle Dolomiti, l'elicottero di Dolomiti Emergency verso le 10 è volato sulla Croda dei Toni lungo la via Drash, che è una variante della via normale, perché un alpinista si era sentito poco bene durante una scalata. Si tratta di un 61enne che lamentava un forte dolore al torace. È stato quindi recuperato dal tecnico di elisoccorso con un vericello di una ventina di metri per essere poi trasportato all'ospedale di Cortina per le opportune verifiche. Il compagno di cordata è rientrato invece autonomamente. Andiamo avanti con la nostra informazione, cambiamo argomento, parliamo di un caso che sta scuotendo la sanità del Veneto. Vediamo.
Operata d'urgenza al Cafoncello di Treviso perché in pericolo di vita. Si tratta di una 60enne di Cassola che nei primi mesi del 2021 viene trasferita dall'ospedale di Bassano a Treviso per sottoporsi ad un'operazione di estrazione del pacemaker in quanto si era infettato all'interno del corpo. Durante l'intervento però va incontro ad alcune complicazioni. Il rischio, se tu scendi eccessivamente nell'estrazione, è quella di portarsi via anche dei pezzi di cuore e quindi viene scientemente deciso, quando si fa la trazione, di lasciare dei microframmenti, come nel caso della signora, che non hanno mai cagionato né nella fase acuta né ad oggi, che siamo a agosto 2022, nessun danno, e non come viene riportato, non ci sono né spade di Damocle né possibilità che possano migrare. Il pacemaker in questione era stato impiantato nel 2018. I microframmenti rimasti all'interno del corpo della donna, esattamente nel circolo polmonare, si trovano in un punto in cui, secondo gli esperti cardiologi dell'ULSS 2, non creano alcun problema o limitazione fisica alla sessantenne. Noi primi abbiamo comunicato ovviamente alla paziente ciò che era successo, perché per trasparenza l'abbiamo fatto, ma la signora non se n'era mai accorta. Quindi l'obiettivo dell'intervento è stato pienamente raggiunto e la salute della signora ne è testimonianza. La rimozione dei microframmenti, secondo il primario di cardiologia dell'ULSS 2, avrebbe al contrario portato dei rischi maggiori e di dubbio risultato. Il microcatetere, cioè quello che dava l'impulso elettrico rimasto nella parte dove era stato impiantato, ha una lunghezza di 6-8 mm. Il pezzo invece di filo, tra virgolette, rivestito, che è migrato distalmente nel circolo polmonare, che è già stato ampiamente assimilato, ha una lunghezza di 10-14 mm. Il rischio, se noi non avessimo al contrario asportato il pacemaker e gli elettrocateteri, è che la signora moriva di infezione. Restiamo in ambito sanitario, ma andiamo a Padova perché c'è Valentina Visentin che ci aspetta per aggiornarci sulla situazione del West Nile, che insomma sembra presentare Padova come una delle zone, non Padova città, ma Padova come territorio provinciale, come una delle zone più a rischio e più in vista in questo momento. Valentina, cosa succede? Sì, buongiorno, sono 141 i casi ad oggi di West Nile registrati nella provincia di Padova, che risulta essere non solo a livello regionale ma anche a livello italiano la più colpita dal virus che viene trasmesso dalle zanzare. 141 casi, 10 attualmente sono i pazienti ricoverati qui in terapia intensiva l'azienda ospedaliera di Padova, che quest'estate insomma è stata più impegnata con la West Nile rispetto al Covid, visto che oggi sono solo 2 i pazienti ricoverati per Covid. West Nile che ha una degenza piuttosto lunga, soprattutto in terapia intensiva, perché nelle forme neuroinvasive la guarigione è molto lenta e soprattutto la ripresa nei pazienti anziani è molto lunga. Qui con me c'è la dottoressa Marina Munari che sta seguendo proprio questi pazienti. Sì, quest'anno abbiamo una espressività a livello del sistema nervoso da parte del virus, che ovviamente coinvolge pazienti che hanno sì un'età avanzata ma hanno anche comorbidità, che purtroppo hanno degenze molto lunghe in terapia intensiva perché sono affetti da una paralisi flaccida che coinvolge tutti e 4 gli arti, oltre che disturbi della coscienza, perché può esserci anche un interessamento da un punto di vista di un'encefalite. Questi pazienti che appunto hanno delle evoluzioni molto rapide spesso hanno purtroppo dei recuperi molto lenti e quindi questo coincide con un ricovero in terapia intensiva che è molto prolungato, e ovviamente che se il paziente avrà un esito positivo poi avrà anche bisogno di una terapia di tipo riabilitativo altrettanto lunga. Anche giovani però insomma sono stati colpiti da questo virus, lo ricordiamo però nel 70-80% dei casi si manifesta la West Nile in maniera completamente asintomatica, ma avete curato anche ragazzi giovani.
Sì, sono stati curati non in terapia intensiva ma in ospedale. Fortunatamente, come diceva lei, il 70-80% di questi casi è asintomatico, quindi siamo nell'ordine dell'1-2% di casi che sono effettivamente purtroppo gravi. Questi pazienti giovani sono stati fortunatamente ricoverati in reparti di degenza e per il momento hanno anche degli esiti positivi. Ovviamente la fascia un po' più giovane di pazienti che viene ricoverata in terapia intensiva purtroppo ha delle altre comorbidità che determinano il ricovero in terapia intensiva per una West Nile. Ecco, diciamo che insomma avete sentito, questa è la situazione rispetto al 2018, che è stato l'anno in cui la provincia di Padova è stata maggiormente colpita, con circa una 90 di casi segnalati a partire da Ferragosto. Cosa sta succedendo a questo virus? Sta cambiando? Verosimilmente è un virus mutato. Le faccio togliere una zanzara che ha qui nel frattempo, il bello... evitare di prendere il West Nile. Sì, è un virus che verosimilmente è mutato rispetto agli anni scorsi e spiega probabilmente questa diversa espressività, soprattutto per quanto riguarda la forma neuroinvasiva, e probabilmente anche il clima particolarmente caldo di quest'estate ha influito sulla diversa incidenza della forma neuroinvasiva. Ecco, questo è il punto della situazione per Padova. Ricordiamo gli accorgimenti, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, evitare di uscire, nelle ore serali ovviamente il rischio è più alto, quindi utilizzare indumenti con le maniche lunghe, con i pantaloni lunghi, evitare di lasciare ristagni d'acqua nei giardini come i sottovasi dei fiori oppure le piscinette per i bambini o le stesse ciotole con l'acqua per gli animali, e soprattutto utilizzare i repellenti. Se non hai altre domande da studio, Ferdinando, ti restituisco la linea. Noi ringraziamo Valentina Visentin, la sua ospite, per questo importante aggiornamento. Si è messa di mezzo anche una zanzara che, ricordiamo, una particolare specie di zanzare è proprio veicolo del West Nile. Cercheremo di capire che cosa succede, se arrivano altri dati poi importanti non solo dalla provincia di Padova, che in questo momento è l'epicentro del problema, sembra a livello regionale. Adesso, visto che abbiamo parlato di una situazione, quella della siccità, del caldo, meteorologica, ambientale, che potrebbe aver influito sulla presenza di queste zanzare, ci spostiamo nel bel mezzo del fiume Brento, o di quel che ne resta, insomma, per vedere proprio la situazione della siccità. Lo sentite questo mormorio? È tornata l'acqua sul fiume Brenta. Quest'acqua c'è grazie a uno scarico che c'è del consorzio di bonifica, che sta subito dopo il ponte, sta scaricando dell'acqua in eccesso, perché stiamo manutentando dei canali a valle, stiamo tagliando delle erbe e quindi siamo in manutenzione. Per questo motivo, grazie anche alle piogge che ci sono state, c'è questo scarico d'acqua e si può vedere un po' d'acqua nel fiume. Quanto ci vorrà per vedere il fiume Brenta come un tempo? Beh, il fiume Brenta lo sappiamo come funziona, basta una pioggia in montagna e lo vediamo come prima, come eravamo abituati a vederlo in certi mesi dell'anno. Purtroppo la cosa grave sono le falde, per quello ci vogliono settimane di pioggia per recuperare tutto quello che è stato perso e per vedere le risorgive e le falde aumentare come era fino a qualche anno fa. Questo è un esempio di risorgiva? Sì, esatto, questo è un punto in cui la falda restituisce l'acqua in superficie e questo è il punto esatto in cui riemerge dal sottosuolo. Questo avviene anche nel territorio, sappiamo il territorio qui delle nostre zone è ricco di risorgive e questo è quello che avviene anche all'interno delle nostre risorgive. Piogge però arrivate troppo tardi. Sono in tantissimi coltivatori che hanno perso i raccolti a causa di una siccità che ha messo in ginocchio l'agricoltura del territorio, portando con sé un'ombra, quella dei progetti idrici sempre discussi ma mai realizzati, che oggi è grande più che mai. Secondo lei abbiamo imparato da questa situazione? Beh, se c'è una cosa buona di quest'anno della siccità è che il territorio ha risposto a delle domande che tutti quanti ci ponevamo. Ci sono molti tecnici, molti ingegneri dappertutto, è come quando una squadra gioca a calcio, sono tutti allenatori, no? E quindi sono tutti ingegneri idraulici quando si tratta di pioggia o quando si tratta di siccità. Il territorio ha dato delle risposte e ha detto chiaramente cosa bisogna fare. Bisogna fare la trasformazione
dell'irrigazione, bisogna fare la ricarica della falda e fare i bacini, non ci sono storie, oppure dobbiamo dircelo chiaramente in faccia che siamo disposti a subire queste siccità senza far niente. Il tema dei bacini, il tema di questi nuovi invasi è sul piatto ormai da qualche tempo, sulla tavola davvero delle istituzioni. Le imminenti elezioni saranno certamente il motivo di tornare anche su questo tema. Noi di Rete Veneta ne parliamo da un pezzo e pare proprio che ormai sia indispensabile, secondo gli addetti ai lavori, arrivare a una soluzione di questo genere, altrimenti, come ha detto il Presidente Consorzio Bonifica Brenta Enzo Sonza, ce lo diciamo in faccia, siamo disposti ad accettare i danni della siccità. Quello che abbiamo visto quest'anno potrebbe essere solo l'inizio di un percorso davvero drammatico. Adesso noi facciamo l'ultima breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Restiamo nella pagina dell'emergenza West Nile, abbiamo visto il collegamento con Padova solo pochi minuti fa. Facciamo un po' il punto della situazione, perché ci sono 10 pazienti in terapia intensiva, disinfestazioni importanti a Cadoneghe e Padova. Effettivamente quello delle zanzare nel Padovano è un problema. La nostra redazione Valentina Vigentin, Federico Cibotto ci hanno detto che durante il collegamento la situazione era piuttosto spiacevole, proprio per i nugoli di zanzare che si muovevano attorno e sopra anche di loro. Vediamo. Il Veneto e in particolare la provincia di Padova sono i più colpiti dal virus West Nile, che da luglio ha già contagiato solo nel Padovano ben 136 persone. In totale in Veneto i casi sono stati 175, 9 i morti, mentre a livello nazionale i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità sono 230. L'USL 6 ha registrato la presenza di un nuovo cluster nel comune di Cadoneghe. La presenza del virus e del vettore, ovvero la zanzara Culex, è stata individuata nell'area agricola compresa tra via Silvestri, parte di via Barcarola e parte di via Bagnoli. Per questo motivo il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha emesso un'ordinanza per consentire la disinfestazione urgente con prodotti larvicidi il 24 agosto a partire dalle 11 del mattino. La procedura è quella prevista per le aree rurali che non prevedono trattamenti adulticidi, che invece verranno utilizzati tra oggi e domani nelle ore notturne a Padova, in via Pinali e Longon, dopo la rilevazione nei giorni scorsi di un altro cluster. All'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Attualmente in azienda ospedaliera sono ricoverati 15 malati. Alcuni di questi pazienti ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni. I restanti sono anziani colpiti duramente da questo virus, che quest'anno sembra particolarmente aggressivo, ha fatto sapere il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben. Proprio l'età media dei pazienti, che si è abbassata a fronte di una media solitamente intorno agli 89 anni, desta preoccupazione nei sanitari. Nel 2018, l'anno in cui Padova si sono registrati più contagi, i casi totali erano stati 96 e il primo era stato scoperto il giorno di Ferragosto. Il consiglio è quello di prestare attenzione e non lasciare acqua stagnante nei giardini e nelle terrazze e di usare repellenti. Andiamo alla politica. Allora, c'è stata la consegna delle liste, ci arriva una notizia anche riguardante l'esclusione poi delle liste di Forza Nuova che non avrebbero raggiunto il numero di firme necessarie. Poi ci informeremo anche sull'eventualità di altre liste non passate al vaglio della Corte d'Appello di Venezia. Dicevamo, liste consegnate, tantissimi candidati, pochissimi gli scranni a disposizione del Veneto per il Parlamento. Facciamo il punto. Per alcuni è stato un parto difficile, travagliato soprattutto nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia si sono presi tutto il tempo possibile per limare, ricalibrare, equilibrare, trovare il giusto mezzo, non sempre riuscendoci tra diktat romani e esigenze di rappresentanza del territorio. Alle 8 della sera in Corte d'Appello si sono chiusi i giochi, 19 i simboli presentati, decine i candidati per 48 scranni a disposizione del Veneto. Prima del taglio i parlamentari erano 74, tanti i rappresentanti uscenti rimasti fuori dai giochi o che si ritrovano
trovano in posizioni non utili, soprattutto nella Lega. Franco Manzato e Angela Colmellere sono finiti in fondo alla lista, niente da fare per Giampaolo Vallardi, che in un post ha rivelato di aver appreso dalla televisione di essere rimasto escluso. Non sono stati ricandidati nemmeno Alex Bazzaro, Chetti Fogliani e Sergio Vallotto per Venezia. Sparita dai radar la rappresentanza per Belluno. Il Carroccio schiera quasi tutti i big uscenti tra uninominali e plurinominali, sia Camera che Senato. Ci sono Erika Stefani, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Ingrid Bisa. Tra le poche new entry in posizione utile, Gianangelo Boff, commissario della Lega Trevigiana e sindaco di Tarso. In Fratelli d'Italia si gioca la carta Carlo Nordio, candidatura di punta. Accanto tra gli altri il commissario regionale Luca De Carlo, Raffaele Speranzon, capogruppo in consiglio regionale Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir la padovana Elisabetta Gardini. In Veneto correrà anche Isabella Rauti, ma non è l'unico nome non veneto di fatto blindato dai partiti. Forza Italia mette al sicuro Anna Maria Bernini, mentre la presidente del Senato Casellati dovrà giocarsela in Basilicata. L'altro nome in pole position è quello dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel PD i big nazionali in corsa a nord-est sono lo stesso segretario Dem Enrico Letta e l'eterno Piero Fassino. Blindati la trevigiana Rachele Scarpa, Alessandro Zan, padre dell'omonima legge sulla lotta all'omotransfobia, e lo stesso Andrea Martella, segretario regionale del partito. Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro, schiera tanti volti giovani imprenditori, riconfermando Raffaele Baratto e dando molte chance a Martina Semenzato. Azione Italia Viva riconfermano i parlamentari uscenti Sara Moretto, Daniela Sbrollini, Davide Bendinelli, con Carlo Calenda che è posizionato al proporzionale al Senato a Padova. Nome di peso è quello dell'imprenditore Alberto Baban. Nel Movimento 5 Stelle pronta a correre di nuovo Barbara Guidolin, con la new entry Flavio Baldan, che per l'alternanza di genere ha scalzato Orietta Vanin. In lizza anche la moglianese Cristina Manes ed Enrico Cappelletti. Più Europa si affida anche ai big Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino, accanto ai nomi del territorio Alberto Ruggin e Annalisa Nalin. Per l'Alleanza Verdi sì c'è Luana Zanella. Scende in campo per il partito animalista anche Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave e medico divenuto un simbolo per la sua lotta contro le politiche ufficiali sul Covid. Vediamo la situazione politica a Vicenza. 3 assessori comunali della Giunta Rucco sono in corsa per Roma. Si tratta di Silvio Giovine, assessore al commercio, in corsa alla Camera con Fratelli d'Italia all'uninominale nel Bassanese. Mattia Ierardi, assessore alle infrastrutture sempre per Fratelli d'Italia, quarto al plurinominale per la Camera. Infine Marco Zocca, assessore al bilancio, fresco di deleghe acquisite al sociale. Corre per Forza Italia, capolista nel collegio plurinominale di Vicenza. Campagna elettorale che entra nel vivo. Chiuse le liste alle 8 di ieri, si sono anche chiusi i giochi, non senza mal di pancia dei territori dopo che la riforma sul taglio dei parlamentari ha imposto scelte drastiche e conseguenti esclusioni. Definite quindi le tessere di questo complesso mosaico elettorale, tra cui tanti i nomi vicentini in ordine sparso, a partire dal parlamentare uscente Pier Antonio Zanettin, Forza Italia, capolista al Senato Veneto 2, collegio in cui corre anche la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, dietro al candidato nazionale Carlo Calenda. Eric Pretto, in quota Lega, capolista al plurinominale della Camera, in cui spunta anche il nome di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua Vicenza. Erika Stefani, ministro uscente, sempre in casa Lega, capolista al plurinominale del Senato nella circoscrizione Veneto 1. Tra i nomi noti del Vicentino, Sonia Perenzoni per il Movimento 5 Stelle, Diego Zaffari, sindaco di Montorso per il PD, mentre il segretario nazionale del PD Enrico Letta è capolista nel collegio plurinominale, ha scelto Vicenza per il braccio di ferro elettorale. Tra gli altri i candidati per Noi Moderati, Luciana Zaccaria dell'Associazione Azzurro Donna, seguita da Stefano Lain, sindaco di Grisignano di Zocco. Ai blocchi di partenza quindi per un mese infuocato. Chiuse le liste, da oggi si pensa ai programmi. Folta la rappresentanza anche bassanese della Pedemontana alla tornata elettorale di settembre. 2 grandi coalizioni, poi il centro, i moderati, chi cerca conferme e chi ambisce a diventare l'ago della bilancia, i nuovi e i vecchi simboli, chi punta alla doppia cifra e chi invece spera di non avere lo 0, virgola. È partita la corsa alle politiche di settembre e nel mese più spiccioli che abbiamo davanti succederanno molte cose, come sempre in campagna elettorale.
Molte ne sono successe fin qui, con la formazione delle liste non sempre facile e tantissimi delusi stritolati fra le necessità di mettere insieme i diktat romani e le esigenze di rappresentanza del territorio. Alla fine sono state presentate in Corte d'Appello a Venezia 19 liste con decine di candidati che correranno per conquistare i 48 scranni in Parlamento a disposizione del Veneto. Prima del taglio dei parlamentari erano 74 e questo nuovo assetto ha già creato una variazione negli equilibri tra le forze politiche. Sono tanti i politici che vivono a Bassano e dintorni che puntano a quei 48 posti fra Senato e Camera dei Deputati. Qualche nome? Eccoli. Per i plurinominali alla Camera spiccano come capolista per Fratelli d'Italia la tienese Maria Cristina Caretta, mentre per la Lega ci sono il ministro Erika Stefani e l'ex sindaco di Breganze Silvia Covolo. Forza Italia punta sulla consigliera comunale di Romano Dezzelino Rossella Olivo e sul già sindaco di Rossano Veneto Gilberto Trevisan. Noi Moderati schiera come capolista Pierpaolo Longo, giovane volto noto di Bassano, mentre per il PD c'è la bassanese Rosanna Filippin. Il coordinatore di Bassano di Più Europa, Luciano Fabris, è in lista e per Italexit con Paragone spunta il nome della consigliera Ilaria Brunelli. Vita affida le sue sorti alla capolista Sara Cunial, bassanese eletta nell'ultima tornata fra i 5 Stelle, poi espulsa e passata al misto. Interessante anche la partita per il plurinominale al Senato, dove il sindaco di Cartigliano Germano Racchella risulta sì in lista per la Lega, ma per il collegio 1, quello bellunese, rodigino, trevigiano e veneziano. Nel collegio vicentino regge l'insegna del Carroccio l'europarlamentare Mara Bizzotto e per il PD è in corsa il sindaco di Zugliano Sandro Maculan. Capolista dei 5 Stelle è la senatrice bassanese uscente Barbara Guidolin e nelle liste di Azione Italia Viva spicca Marica Dalla Valle, ex primo cittadino di Marostica. Ma vediamo la situazione dei collegi uninominali. Ecco tutti i nomi per la Camera. Silvio Giovine per la coalizione di centrodestra e Giulia Andrian per il centrosinistra. Stefano Zausa per Azione Italia Viva. Gedore Mandreatta per il Movimento 5 Stelle. Alberto Carraro per Unione Popolare. Agostino Furlan per il Partito Animalista e Antonella Morisco per Forza Nuova. Ecco invece i candidati per il Senato: Mara Bizzotto per il centrodestra, Claudia Longhi per il centrosinistra, Marilisa Munari per Azione Italia Viva, Barbara Guidolin per il Movimento 5 Stelle, Roberto Fogagnoli per Unione Popolare e Natalia Buceacchi per il Partito Animalista. Tanti nomi, tanti simboli, tanti che corrono per pochi posti. Settembre sarà un mese molto caldo, anzi bollente. Chiudiamo questa carrellata politica con la situazione padovana. Les jeux sont faits, i giochi sono fatti, chiuse le composizioni delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni, svelati i nomi dei politici locali che correranno per ottenere uno scranno in Parlamento. Padova è la provincia che meno riserva sorprese e ha contenuto maggiormente i tagli dei posti dovuti alla riduzione del numero dei parlamentari. La Lega conferma Andrea Ostellari al plurinominale al Senato, mentre alla Camera correranno Alberto Stefani, Arianna Lazzarina al plurinominale e Massimo Bitonci nel collegio uninominale per Padova. Per Fratelli d'Italia i nomi padovani sono quelli di Adolfo Urso al plurinominale al Senato ed Elisabetta Gardini all'uninominale alla Camera per la zona del Piovese. Il caso Forza Italia, dopo aver candidato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, in un seggio blindato in Basilicata, all'uninominale padovano candiderà Anna Maria Bernini e ricandida invece al plurinominale Roberta Tofanin. Coraggio Italia sceglie come capolista per Padova al plurinominale alla Camera l'imprenditore Francesco Peghin. Il PD conferma i nomi in città. Nel collegio plurinominale al Senato ci sarà Beatrice Lorenzine all'uninominale e Emanuele Alecci. Alla Camera nei plurinominali capolista Alessandro Zanna, all'uninominale Katia Maccarrone e Gianpietro della Zuanna. Tra i nomi padovani in corsa con Azione quello del giovane consigliere comunale Carlo Pasqualetto nell'uninominale alla Camera, mentre in città al plurinominale al Senato capolista è proprio Carlo Calenda. Il Movimento 5 Stelle candida un altro consigliere comunale padovano, Giacomo Cusumano, all'uninominale alla Camera e il senatore Enrico Cappelletti. In corsa per un posto alla Camera con il Movimento Vita il medico Novax Paolo Girotto. Hanno presentato liste per Senato e Camera anche i partiti di Unione Popolare, Referendum e Democrazia e Italexit. Tanti nomi, tanti simboli, tante informazioni sulle quali ovviamente torneremo da qui in avanti per prepararci tutti assieme alla tornata elettorale del 25 settembre. Ma c'è qualcuno che è già preoccupato per quello che potrebbe accadere, sono i medici.
La notizia di candidati a Camera e Senato da parte di tutte le forze politiche imposti dall'alto e in arrivo da fuori regione, a parte le polemiche politiche, preoccupa molto l'Ordine dei Medici di Padova, un'istituzione, l'Ordine, nato a garanzia della tutela della qualità delle cure sanitarie, che senza politici che conoscono bene il territorio e che non si sa se una volta eletti rimarranno in Veneto, esprime tutte le sue preoccupazioni. Una preoccupazione importante perché si è vista dalla compilazione delle liste che tutta una classe politica, sia di centrodestra che di centrosinistra, di Padova e Veneta, viene praticamente azzerata con la presenza sui territori di altri candidati che non appartengono alla nostra realtà. Dopo decenni di dialogo con i politici che erano espressione del territorio, insomma, i medici si domandano ora cosa accadrà. Una volta eletti nel nostro territorio, che tipo di rapporto si costruirà? Sarà così continuo come la classe politica precedente, sia di centrodestra che di centrosinistra, oppure oltre a dover ricostruire le relazioni sarà difficile incontrarli sul territorio? A leggere le dichiarazioni dei partiti e dei candidati sulla sanità dovremmo essere tutti rassicurati. Poi però bisogna passare ai fatti e allora la questione è se alla politica interessa davvero la sanità. Questa è una bella domanda, perché tutti parlano di sanità dopo la pandemia, però un ragionamento strutturato, un ragionamento strutturale, che non sono la stessa cosa rispetto alla sanità del futuro e del futuro prossimo, in realtà ancora non viene fatta. È vero, la Regione può facilitare il dialogo dei medici con i prossimi parlamentari, ma non si può sfuggire alla domanda principale. I candidati in arrivo da altre regioni rimarranno in Veneto o sono pronti a tornare in altre regioni appena eletti? Il problema è un problema di presenza. Con i fantasmi non riesce a parlare nessuno, nell'Ordine dei Medici, tantomeno la Regione. Temi di cui torneremo a occuparci da qui in avanti. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sicurezza e andiamo a Vicenza, dove c'è stato un blitz delle forze dell'ordine agli ex magazzini generali. Sicurezza e lotta al degrado. Nel mirino delle istituzioni la prevenzione attraverso la bonifica degli stabili abbandonati, diventati vero e proprio ricettacolo per la microcriminalità. Al confine tra i quartieri Mercato Nuovo e Santa Bertilla c'è la zona degli ex magazzini generali, che a seguito del fallimento è abbandonata a se stessa da anni. Gli agenti della questura con i colleghi della polizia locale hanno appena effettuato un nuovo blitz per accertare la presenza di eventuali intrusi. Ripulire questa zona dai rifiuti maleodoranti abbandonati e allontanare i senza tetto è prioritario per i residenti, in attesa del recupero funzionale dell'area. Bisogna, ma che sarebbe anche un po' troppo tardi, dovevano intervenire ancora prima, perché è da tempo che c'è questo problema. Dunque... La prima cosa che le viene in mente che la preoccupa avendo questa situazione? Beh, perché girano sempre persone poco raccomandabili, per cui anche muoversi si ha un po' di timore. Lavoro qui, sicurezza degli uffici. Spesso ci fermiamo fino a tarda sera perché lavoriamo in un'attività privata che comporta anche un orario oltre le 6, oltre le 18-19 e a volte quando è buio c'è anche timore nell'uscire dall'ufficio perché non sappiamo chi c'è. Purtroppo sì, ed è un problema, ripeto, che comincia a avere almeno 5-6 anni di realtà, insomma, mi ricordo sono tipo pompieri perché una volta poverini stavano facendosi da mangiare anche loro, le loro esigenze e abbiamo visto sto incendio, sono intervenuti. Sì, è un problema costante anche per loro da quel punto di vista. Perché ci sono tante persone con problemi di lavoro che occupano spazi che diciamo che non sono destinati alle abitazioni normali, quindi ci si dovrebbe occupare sia della sicurezza ma anche di questi poveracci. C'è il degrado dell'indigenza di queste persone che vivono nei edifici abbandonati e fanno veramente un degrado alla città e poi il pericolo perché se ci sono bambini che toccano certe cose, sporcizia e non si sa cosa ci sia in mezzo. Sì, viviamo in un degrado continuo.
Sì, una volta era un quartiere un po' più tranquillo, adesso ne vediamo di tutti i colori. Per cui auspichiamo che in qualche maniera ci sia anche una riconversione di queste aree e che permetta insomma in qualche maniera di recuperare un certo standard. Avete sentito tante richieste da parte dei cittadini, altre richieste, altre istanze erano arrivate sempre a Vicenza nella zona dell'ex centrale del latte, le abbiamo raccolte e portate all'amministrazione comunale. Quartiere San Bortolo, area dell'ex centrale del latte. L'aspettativa dei residenti è molto alta per il recupero funzionale e ambientale di questa zona, che diventerà sostanzialmente l'anima del quartiere. Una serie di funzioni ancora mancano, molte per il momento sono rimaste sulla carta e i cittadini aspettano. L'ex centrale del latte sicuramente c'è bisogno di finirla. Esatto, so che ci sono dei progetti, sembra che stiano andando un po' troppo per le lunghe. Cosa le piacerebbe diventasse? Un parco o comunque una zona verde. Abbiamo quindi portato la voce dei residenti al sindaco Francesco Rucco. Il progetto dell'ex centrale del latte arriva dal passato, noi abbiamo ereditato questo progetto, quindi cambiarlo con il bando periferia è pressoché impossibile perché determinerebbe il rischio di perdere dei contributi importanti. Abbiamo realizzato il primo lotto, che sono i parcheggi e la nuova guardia medica, che peraltro aprirà a giorni, e dall'altra un secondo lotto che per problemi legati alla rescissione del contratto con l'azienda che ci lavorava abbiamo dovuto rimetteremo a gara finanziando ulteriori somme. I parcheggi arrivati con i lavori conclusi del primo lotto hanno parzialmente soddisfatto i residenti vista la cronica mancanza, ma potevano essere realizzati diversamente secondo il comitato locale. Siamo ovviamente, come avevamo già richiesto, contenti che ci sia l'apertura. Se devo essere critico nei riguardi di questo tipo di intervento, diciamo che noi lo volevamo meno impattante, cioè che prevalesse il verde rispetto al cemento. Troppo cemento sembra quasi ad arrivare a un centro commerciale invece di un'oasi di tranquillità e serenità. Per cui adesso noi speriamo che quando ci sarà il più cospicuo secondo stralcio si possa intervenire. Noi avevamo anche proposto quantomeno su tutta quest'area di quasi 12.000 metri quadri che ci fosse una piastra anche per i ragazzi, una piastra polivalente che potessero anche giocare. Quindi chiediamo anche di essere interpellati perché magari non è prevista questa piastra. Allora, siccome non vediamo, almeno siccome l'abbiamo seguita dal 2005, penso che parlare insieme, 4 teste pensano meglio di 2. E il sindaco cosa risponde allora a questa richiesta? C'è la volontà di costruire sulla base di un progetto già avviato e sono disponibili ad incontrare naturalmente il comitato dei residenti per ascoltare quelle che sono le loro osservazioni in merito. Come sempre noi di Rete Veneta siamo molto vicini ai cittadini, ai nostri telespettatori, quindi qualsiasi istanza, qualsiasi indicazione, qualsiasi proposta è ben accetta. I numeri sono quelli, c'è quello che vedete, anzi no, oggi non c'è in sovraimpressione, comunque poi le mail trovate tutto sul web per segnalarci quello che non va sotto casa vostra. Adesso vediamo un raduno di vespisti a Resana. Anche per le vespe qui a Resana. Resana accoglie queste centinaia di vespe con i loro appassionati dei motori, delle 2 ruote. Più di 500 vespisti hanno partecipato al 9° Vespa Raduno a Resana la scorsa domenica. Ecco la novità di quest'anno. L'iniziativa è partita qualche anno fa tra un gruppo di amici, è cresciuta negli anni, adesso siamo al 9° Vespa Raduno di Resana, Memorial Max Fassina, è il primo raduno nazionale per il Vespa Club Resana. D'altra parte, se uno scooter è stato prodotto in molti milioni di esemplari dal 1946 ad oggi e ha fatto sognare e viaggiare intere generazioni, non può che suscitare grande entusiasmo. Una bella domenica di festa per il nostro comune.
Da questo simpatico concerto di motori e clacson passiamo a una cosa decisamente più silenziosa, ovvero un collegio dei docenti che si svolgerà in un bosco. Un ritorno a scuola che parte dai boschi e non dalle aule per gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino, famoso per aver ospitato nel settembre del 2020 a Vo il presidente Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico ripreso dopo la pausa del Covid. Il preside Alfonso D'Ambrosio ha organizzato il primo collegio docenti il 1° settembre in un podere sui Colli Ugani. Da qui il dirigente scolastico e gli insegnanti partiranno per una passeggiata nei boschi dei colli come metafora del percorso che intraprenderanno poi con i loro studenti. Poi si parlerà e ci si confronterà su temi da affrontare durante l'anno scolastico. L'iniziativa ha trovato il favore e l'entusiasmo di tutti i docenti. Chiudiamo con un murale dedicato agli alpini. Alpini che cucinano alla griglia, anziani seduti a tavola in una giornata di festa. Questo è il soggetto del grande murale che da qualche settimana abbellisce la parete esterna del caminetto al centro civico di Via Colombo, al Villaggio del Sole. A realizzarlo il gruppo La Bottega dei Senior, che si cimenta nella pittura nell'ambito delle attività del centro, gestito dall'Associazione Senior Veneto. Il soggetto è stato scelto per ringraziare gli alpini che spesso animano le attività della struttura e del quartiere. Murale che è stato realizzato dopo che il Comune ha bonificato la facciata dell'edificio dalle infiltrazioni di umidità con una spesa di 10.000 euro. Nuovi interventi sono in programma per bonificare le altre pareti su cui gli artisti del centro anziani si potranno cimentare ancora nell'arte dei murales. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi vogliamo dare i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che ci sono 3.145 nuove positività riscontrate con i tamponi per quanto riguarda il Covid. Sono 51.230 i casi attualmente positivi in Veneto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Alessandro Costacurta ed Edoardo Alberti per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a vedere stasera, a seguire TG Bassano e TG Vicenza per quello che non è stato detto fin qui, e vi auguriamo un buon pomeriggio.